Si punteranno i riflettori sul patrimonio naturale della nostra provincia, evidenziandone peculiarità e prospettive future, domani nella prestigiosa cornice offerta dal Teatro Pirandello per il lancio ufficiale del marchio d'area della provincia di Agrigento, che riguarda il settore turistico. Alla manifestazione saranno presenti Alessandra Di Liberto, commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Luciana Giammanco, commissario straordinario del Comune di Agrigento, Vittorio Messina, presidente della Camera di Commercio Agrigentina, e Nino Caleca, assessore regionale all'agricoltura. La presentazione del progetto avverrà con l'introduzione di Achille Contino, dirigente settore turismo della provincia, e seguirà la relazione di Rosalia Dalì, responsabile del soggetto attuatore. Previsti gli interventi di Dario Cartabellotta, responsabile cluster Biomediterraneo Expo 2015, di Lillo Firetto, presidente del distretto turistico Valle dei Templi, di Giovanni Panepinto, presidente del distretto turistico dei Monti Sicani, e dei rappresentanti del comitato di coordinamento del marchio d'area. E concluderà i lavori Mariella Lobello, vicepresidente della regione siciliana. Il marchio d'area sarà utilizzato per realizzare nell'area territoriale della provincia di Agrigento una rete di servizi sia pubblici che privati che puntino ad un innalzamento della qualità complessiva dell'area turistica, finalizzata a migliorarne la competitività. Questa iniziativa sarà di supporto a soggetti locali presenti nel territorio interessato nel valorizzare e promuovere aspetti che costituiscono le tipicità e i tesori dell'agrigentino. Tali peculiarità storiche, naturali ed enogastronomiche della provincia, se promosse e commercializzate esaltando le qualità territoriali, saranno in grado di meglio caratterizzare sul mercato il prodotto turistico e favorirne la vendita. La creazione del marchio d'area permetterà di valorizzare gli aspetti positivi che il territorio offre a coloro che sono interessati a visitarlo. Ciò avverrà con il coinvolgimento attivo degli stakeholders del turismo, ovvero di tutti coloro che portano e traggono interessi da questo settore così importante per la provincia. Ciò avrà un'applicazione operativa con l'istituzione di un comitato di coordinamento del marchio.